Oggi trattiamo il tema dell'autodeterminazione, cioè la possibilità dell'individuo, della persona, di decidere, nel nostro caso, le forme di governo dalle quali essere governato, che sembra una cosa semplicissima. È impossibile negare questo diritto alle persone, visto che le persone si riuniscono proprio per organizzarsi in collettività e avere dei governi che svolgono determinate funzioni. Come si può affrontare questo argomento se il diritto internazionale consente ai cittadini di una comunità di autodeterminarsi fino ad arrivare anche all'indipendenza? Quello che sta succedendo in Catalogna ci fa vedere delle cose che non avremmo mai voluto vedere in Europa nel 2017, sembra di essere tornati all'era dell'Inquisizione, quando c'era l'autorità che imprigionava le persone per le loro idee. Siamo ancora a quel livello, 5 secoli dopo. Noi speriamo di fare un passo in avanti, siamo vicini alla Catalogna, oggi cerchiamo di affrontare il tema per fare in modo che la questione venga valutata senza pregiudizi, sentendo i massimi esperti sul tema. Noi pensiamo che sia un nostro diritto autodeterminarci e anche di costruire uno Stato sovrano indipendente rispetto all'Italia, se i veneti hanno la volontà di farlo. Per vedere se hanno la volontà di farlo bisogna farli votare, non c'è niente di più democratico che far votare delle persone su una questione così importante. Il paradigma ad ogni modo prescinde dalla questione della contingenza della Catalogna, perché è un principio di diritto internazionale e trova la sua base su una questione antropologica. Ciascuna persona in quanto tale è tale solo se libera. Quando una comunità, che è un gruppo di persone, non riesce a determinarsi in piena libertà, si pone la questione: è riconosciuta o meno la possibilità di autodeterminarsi? Oggi si parla di secessione nel diritto internazionale, di autodeterminazione, l'autodeterminazione di chi? Delle persone, dei popoli, e la possibilità di decidere da sé chi comanda a casa propria. Il diritto internazionale oggi è invece il garante di chi vuole stare insieme, dei grandi stati, di chi garantisce una lotta contro la frammentazione. Poche parole sta con la Spagna e non con la Catalogna. Io studio diritto internazionale, oggi vediamo come le Nazioni Unite e i rapporti tra gli stati regolano questo problema. Stati piccoli che vogliono nascere e staccarsi da stati più grandi. Quando un referendum viene invocato non può fruire del titolo giuridico rappresentato dall'autodeterminazione dei popoli. Tuttavia questo non significa che violi il diritto internazionale, quindi il fatto che non sia autorizzato non significa che sia illecito. Da un lato può essere illecito per il diritto interno, non necessariamente per il diritto internazionale, e in secondo luogo anche un referendum di questo tipo, quindi un referendum unilaterale che non si basa sul principio di autodeterminazione, può produrre degli effetti di una qualche rilevanza giuridica e politica senz'altro. In particolare può creare degli obblighi di negoziato con le autorità centrali. Negoziato qui non crea un diritto di secessione del referendum, ma può creare invece un dovere costituzionale di negoziare senza esiti preordinati in base ai principi di democrazia, pluralismo e buona fede. Per quanto mi riguarda sarà essenzialmente i rapporti tra lo Stato e il cittadino, o meglio tra il cittadino e lo Stato, alla luce della nostra Costituzione e del patto sociale, del contratto sociale che i cittadini hanno nei confronti dello Stato per quanto riguarda i diritti e i doveri. Da parte del diritto, ma se sia giusto piegare il diritto alle esigenze più o meno strategiche, più o meno lungimiranti delle elite degli stati guida della comunità internazionale.